Nei nostri 10 punti e quindi nelle nostre priorità non poteva mancare un focus sui due pilastri fondamentali che sono il sistema sociale e sanitario del Veneto. Noi proponiamo assolutamente un potenziamento di quella che è la medicina di prossimità e quindi un acceleramento rispetto alle misure della messa a terra della legge regionale 9, quindi la costituzione degli ambiti territoriali sociali, con una partecipazione attiva delle parti sociali alla governance di quelli che sono i servizi sociali territoriali. Un potenziamento della sanità con il recupero delle liste d'attesa e anche il potenziamento della sanità pubblica, quindi con servizi erogati dal Servizio Sanitario Pubblico. Tra le nostre priorità è la richiesta che anche la Regione Veneto, così come già avviato da altre regioni, sono 14 in Italia, istituisca una legge regionale sui caregiver. Le nostre ricerche hanno evidenziato che 4 lavoratrici e lavoratori su 10 si occupano di persone non autosufficienti in famiglia, figli, nonni, genitori, e dobbiamo dare a queste figure un riconoscimento giuridico del profilo con la possibilità di contribuzione figurativa anche per riconoscere quei periodi di interruzioni lavorative causate dall'abbandono del posto di lavoro per prendersi cura dei propri cari e percorsi facilitati di accesso ai servizi. La Regione non può non attivare questa richiesta perché siamo tra i precursori sulla non autosufficienza. Questo sarebbe completamento di un percorso già avviato che deve assolutamente essere concretizzato.